Luca Zaia, buonasera onorevole. Buonasera, onore mio e non sono onorevole perché non sono peraltro mai stato parlamentare. Mai stato parlamentare, quindi lei è semplicemente presidente. Sono stato ministro, ma sono stato nominato, ma non da eletto, quindi semplicemente nominato dal Presidente del Consiglio, indicato dal Presidente del Consiglio, poi ho giurato davanti al Capo dello Stato, ma non sono mai stato parlamentare. Ho capito, beh, invece lei è una persona onesta, perché generalmente poi magari chi è stato anche per un giorno onorevole gli rimane tutta la vita, gli rimane, no? Quindi abbiamo degli esempi. Abbiamo degli esempi. Senta, Presidente, andiamo subito, diciamo così, al sodo, no? Mi pare che ci sia un po' di maretta, ma come mai succedono queste cose, no? Perché noi siamo tutti quanti cristiani, cattolici, compreso io, insomma, che vado a messa, insomma, seguo un po' le regole, eccetera, però mi sembra che ci sia un po' di maretta in questo periodo. Come mai, Presidente? Guardi, la ringrazio per la domanda. Come avranno notato i cittadini, io non ho partecipato nella fase iniziale a questo dibattito, ma dopo aver visto che il portavoce dei vescovi, Monsignor Galantino, sì, dichiara che questi sono piazzisti da 4 soldi e quel piazzista da 4 soldi sarei io, semplicemente perché poniamo una questione: se noi non ci rifiutiamo di aiutare le persone che scappano dalla morte e dalla fame, figuriamoci, certo. Penso che solo un criminale potrebbe dire di no, certo. Ma qui non stiamo aiutando persone che scappano dalla morte e dalla fame, stiamo parlando degli immigrati, perché il governo e i dati statistici ci dicono che 2 su 3 non sono profughi. Allora, basta che ci capiamo. Quindi definire piazzisti da 4 soldi vuol dire offendere i veneti. Perché è venuta fuori la polemica? Perché io ho detto: guardate, per la proprietà transitiva, siccome non sono stato eletto 5 anni fa, ma un mese fa, e un veneto su 2 mi ha scelto, cattolico, e un veneto su 2 che mi ha scelto per quasi proprietà transitiva è anche cattolico in Veneto, quindi mettendo assieme tutte queste proprietà transitive finisce che se tu offendi me, offendi chi mi ha votato, che è un fedele, quindi stai attento a come parli. Beh, certo che oggi, tra l'altro, io non voglio per carità spingerla in nessun tipo di discorso, però oggi basterebbe aprire il Messaggero a pagina 7 e il grande affare dell'accoglienza tra enti religiosi e confraternite, quindi non è che lo dice lei o lo dico io, lo dice la stampa, insomma, no? Quindi c'è questo grosso problema. Secondo lei si può risolvere? In che modo? Ma con il buon senso, guardi, siamo in un paese libero, per fortuna libero e in democrazia. Penso che la mia libertà finisce dove inizia quella di Monsignor Galatino e la sua libertà finisce dove inizia la mia. Cioè, non è che siamo in una dittatura. Certo. Il fatto che degli amministratori che non si occupano delle anime, ma si occupano dei corpi, dei cittadini, della loro vita, pongano una questione verosimile, che peraltro si incrocia anche con molti aspetti religiosi, cioè ospitare chi non ha bisogno significa togliere l'ospitalità a chi effettivamente ha bisogno, magari sta morendo di fame in Africa. E porre una questione che sia etica, che sia sicuramente solidale, ma che sia anche moralizzatrice alla luce di quello che è accaduto. Pensiamo a Mafia Capitale, dove nelle intercettazioni dicono gli immigrati rendono di più della droga. 50 euro al giorno. Ecco, io dico, penso che non sia una questione irrilevante. Per carità, noi notiamo che c'è una lesa maestà. Guardi, qualcuno mi dice, ma il Papa ha detto che chi non aiuta i profughi è un criminale. Io penso che il Papa abbia ragione. Il Papa ha ragione, a parte che ce l'ha sempre per definizione, ma non lo dico provocatoriamente. Il Papa ha ragione perché predica il Vangelo. E chi non aiuta i profughi è un criminale. Sono d'accordo anch'io. Ma i profughi? Sì, Presidente Zaia. I profughi, certo, non quei 2 su 3 certo. che non sono profughi. Presidente Zaia, proprio per rafforzare la sua opinione, dirò che il Papa Francesco, Sua Santità, già prima aveva invitato la Curia d'Italia, per intenderci, no? Monsignori, parroci, cardinali, vescovi, no? Ad essere accoglienti, però mi dicono che questo suo appello, l'appello di Sua Santità, sia stato recepito ben poco, insomma, no? o quasi di niente. Ma guardi, il Papa innanzitutto è un grande, certo. È un grande perché ha saputo stupirci, ha saputo chiamare a casa anche la nonna che gli ha mandato la lettera. Io spero sappia anche magari fare un salto oltre, buttare il cuore oltre l'ostacolo, magari riunire un po' di preti di campagna e sentire anche la loro versione senza avere dei mediatori di mezzo. Esatto. Il Papa è colui che ha tolto anche i titoli ai alti prelati, perché dice siete tutti don. Io sono, non esiste più eccellenza, ma eminenza, ma lui dice siamo tutti don. Penso che il Papa, quando disse mettete a disposizione i beni, abbia ragione.
Sa, questa partita è iniziata con un po' di tensione proprio nella mia provincia, perché i due vescovi che gravitano sulla mia provincia di residenza, Treviso, e quindi il vescovo di Treviso e il vescovo di Vittorio Veneto, le due diocesi insomma di Treviso, hanno fatto una lettera congiunta un mese fa sui giornali diocesani, facendo un po', come si può dire, facendo un po' da cattone censore, un po' tirando un po' le orecchie a noi amministratori, perché poniamo delle questioni sull'ospitalità degli immigrati. E da lì apriti il cielo, perché ho detto, scusate, da cattolico vi dico, chi ha senza peccato scagli la prima pietra. A me risulta che non avete tutti gli edifici del clero pieni di immigrati. Certo. Poi guardi, me lo lasci dire, liquido una battuta. Sì. Girava voce che il prefetto aveva chiesto la disponibilità del seminario di Treviso, risultava semivuoto, e adesso dicono di no, dicono che sono tutti pieni. Abbiamo scoperto una novità, che non c'è più la crisi delle vocazioni, perché i seminari sono tutti pieni. Beh, lei ha detto una grande cosa, perché è sotto gli occhi di tutti che la carenza di vocazioni da anni e anni colpisce la Chiesa Cattolica, insomma, no? Quindi non è, però ecco, è un peccato, perché io non vorrei, voglio dire, allora c'è poca disponibilità, allora se c'è poca disponibilità vuol dire che c'è un interesse secondario a tutta questa vicenda. Non glielo so dire, qualcuno diceva oggi non c'è più che a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca, non lo so. Guardi, voglio restare ancora, come diceva Don Sturzo, diceva sono unitario e federalista impenitente, io dico sono contestatore ma resto comunque un cattolico impenitente, no? Certo. Cioè, resto cattolico. Dico semplicemente che non intravedo un profilo di un religioso nella persona, in una persona che dice questi sono piazzisti da 4 soldi, ma si attenti con le offese. L'unica cosa che può dire Monsignor Galatino per riaprire il dialogo è chiedere scusa, che è una delle prerogative dei pilastri della cristianità, la scusa. Non si offendono non gli amministratori, il popolo che li ha eletti. Rousseau nel contratto sociale diceva che il popolo delega qualcuno a rappresentarlo. Tu non puoi offendere. Noi non abbiamo offeso nessuno, io non mi sono mai permesso di offendere nessuno. Tu non ci dici piazzisti da 4 soldi. Beh, in effetti è un po' forte come espressione, anche perché poi non credo che il Monsignor Galatino non sappia cosa c'è dietro tutto quanto questo ambaradam di profughi presunti o tali, eccetera, e via dicendo, i centri di accoglienza, le confraternite e via dicendo. Io non credo che il Monsignore non le sappia queste cose, no? O no? Quindi tanto più... Certo. Scusi, io penso che le conosca bene le dinamiche, anche perché poi c'è tutto, come si può dire, l'organigramma del mondo cattolico che comunque aiuta, vive, lavora attorno a questa partita. Ma io non sono qui a fare il moralizzatore, ci vogliono anche le associazioni caritatevoli che nel bene o nel male seguano queste cose. Certo. Però voglio anche dire che a noi non sembra trascendentale proporre il fatto che si facciano dei campi di prima accoglienza in Africa, e si possono fare in alcune, pensate, in Tunisia, in Algeria, in Marocco, ma anche in Libia, li abbiamo fatti in Afghanistan durante la guerra. Ma è il buon lì senso, accogliere, lì curare, lì rifocillare, lì verificare le carte, capire se uno è un profugo oppure no, e poi creare dei corridoi umanitari, perché altrimenti con questo mood, no? Con questo sentimento che arriva ormai a livello internazionale, in Africa si è diffuso il concetto che basta a presentarsi sulle coste della Libia. Fra l'altro esistono anche i siti, se non lo sapete, sui social media, che pubblicizzano quei barconi con tanto di prezzi. Esatto, incredibile. Bene, basta presentarsi lì e poi tutti imbarchi senza documenti e con 4 lire, 4 euro, 4 dollari per modo di dire, e arrivi in Italia, arrivi in Europa. Cioè, l'Africa non ci sta in Italia, Cioè è impossibile farcela stare tutta. Sì, in effetti, ma ecco, secondo lei siamo, come dire, in un vicolo cieco, come se ne esce fuori da questa vicenda? Perché intanto continuano ad arrivare a migliaia ogni giorno, insomma, e purtroppo con molte vittime, di minori, di bambini, di donne. Insomma, mi sembra un mar morto sta diventando. Ma guardi, io direi che intanto dobbiamo porre fine a questa tratta di uomini, donne e bambini, perché i primi delinquenti sono questi scafisti, e io mi chiedo tutti questi scafisti arrestati dove sono. Bisognerebbe metterli veramente in un'isola e fare in modo che non ci scappino, perché con questi dobbiamo regolare i conti alla fine, no? Esatto. Dei processi, buttare via le chiavi delle carceri. Io sono contro la pena di morte, però dico, buttare via le chiavi si può, non ammazzi uno ma lo fai stare in galera tutta la vita. Dall'altro le do solo 2 dati.
Il governo Berlusconi siamo nel 2011, io ero già in regione, peraltro già anche allora mi opponevo all'ospitalità perché siamo una delle prime 3 regioni in Italia con più immigrati, fra l'altro vorrei ricordare questo, 11% della popolazione, ne ho 517.000, dei quali 42.000 senza lavoro. 2011 63.000 immigrati arrivati in Italia, poi il governo Berlusconi, il ministro Maroni attivano tutta la politica degli hub per riceverli in quei campi, diciamo, di prima accoglienza in Nord Africa. 2012 siamo al governo Monti, 13.000, cioè crolla l'arrivo in Italia. 2013 governo Letta andiamo a 43.000, 2014 governo Renzi 170.000 e quest'anno lo chiuderemo con 200.000. 200.000? Lei capisce che di questo, no. Sì, quest'anno ormai è certificato che saranno più di 200.000. Di questo passo lei capisce che ci arrivano 1 milione di profughi ogni 5 anni, 1 milione di immigrati ogni 5 anni. Ma secondo, Presidente, secondo lei, ma non c'è stata anche, come dire, poca attenzione, uso un termine magari, poca attenzione sì, del governo, del nostro governo e poi dell'Europa, cioè noi non abbiamo alzato la voce, insomma, no? Con i nostri partner. Sono d'accordo con Monsignor Galantino, che ho visto che ha dichiarato oggi, dice che il governo non è stato in grado di gestire questi flussi, non è stato in grado di gestire, io direi, anche i rapporti internazionali. Da un lato mi aspettavo dai vescovi che ci fosse una condanna diretta e pesante alla comunità internazionale, all'ONU, esatto, perché l'ONU non se ne può star qui a guardare un esodo biblico che fa morire gente in mare, bambini, donne, uomini muoiono in mare, a un esodo biblico di disperati molto spesso che non hanno una meta, non hanno una prospettiva di vita. Dall'altro dico anche che la comunità internazionale e l'Europa sono sul banco degli imputati, ci stanno a vita per quel che mi riguarda su questa vicenda. Dall'altro dico anche che il governo è stato inadeguato, inefficace, è fuori di dubbio, l'ho detto prima i dati, quando tu cominci nel 2011 vedi 13.000, 43.000, 170.000, 200.000, cavoli, dati una mossa, no? Capisci che sta succedendo qualcosa. Sì, è verissimo, io ribadisco un mio concetto, ma è una mia opinione personale, che l'Europa non si è fatta carico, quasi prendendoci in giro, insomma, non si è fatta carico di queste problematiche, perché noi, insomma, siamo una portaerei del Mediterraneo, ragione per cui gioco forza che vengono da noi, però nessuno si è fatto carico poi del problema, insomma. No, guardi, l'Europa ci ha abbandonati, l'Europa però, mi permetto di dirle che noi il 13 gennaio del 2015 abbiamo chiuso il semestre presidenza europea italiano. Cioè io mi chiedo cosa ci siamo andati a fare in 6 mesi in Europa. Cioè se siamo andati a party, spritz, noccioline e festival dei complimenti e cerimoniali vari, non si porta a casa nulla. Glielo dico da ex ministro che ha visto una presidenza del semestre europeo della Slovenia, della Spagna ed infine ne ho vista una anche francese e ho visto le differenze, ho visto cosa faceva la Slovenia, ho visto cosa faceva la Spagna, ho visto cosa faceva la Francia, e il mio corrispettivo allora era Michel Barnier, oggi è commissario europeo, tanto per dare una dimensione della levatura dei personaggi. Io ho l'impressione che l'Italia sia andata 6 mesi a fare complimenti, perché in 6 mesi tu porti la questione dei profughi, porti la questione degli immigrati e dici all'Europa che non esiste, che in un'Europa che si definisce civile è stato dato il premio Nobel per la pace all'Europa. Ma devono ritirarlo il premio Nobel per la pace all'Europa? Ma stiamo scherzando? C'è un'Europa che permette che ci siano 10-12 stati che hanno chiuso le frontiere e non vogliono assolutamente gli immigrati che arrivino. Beh, insomma, guardi, c'è un messaggio, lo leggo volentieri perché noi diciamo sempre la verità finché ci mandano in onda, insomma. Qui dice: perché non mettere sotto inchiesta migranti, profughi o quel che diavolo sono? Vogliamo sapere delle loro bizze e delle loro pretese. Cioè, praticamente Joe ci dice che ci sono anche delle pretese da parte di costoro che magari potrebbero anche risparmiare, lo dice lui, non lo dico io, insomma, lo dico pure io. Ma io sono d'accordo, le dirò anche di più. I cittadini, parlo dei veneti, ma penso che gli italiani in generale abbiano questo sentimento. Non è vero che hanno paura del diverso, non è vero, assolutamente. Ormai noi siamo in una società cosmopolita, globalizzata. Insomma, io penso che non sia un problema del colore della pelle. Hanno paura dell'ignoto. Hanno paura dell'ignoto perché si vedono davanti una persona della quale non sanno nulla. Si vedono davanti, come accade ad Eraclea, ci hanno mandato 243 immigrati
nel centro di una località turistica, sono lì ormai da 2 mesi e mezzo e ormai sta finendo anche la stagione, e poi tu li vedi in perfetta forma fisica, muscolati, con l'iPhone e le cuffiette, e dici cavoli, io sono diventato vecchio, ma per me lo stereotipo del profugo era un altro, non quello che gira con l'iPhone. Vabbè, certo, viene quasi da sorridere se non ci fosse da piangere, insomma, no? No, a noi viene da piangere, perché sì, ne abbiamo esatto. 243 in centro a Eraclea. E per noi, cioè, fare turismo significa dar da mangiare alla nostra gente. Ma mi pare che siano quasi più, diciamo, questi ospiti che gli abitanti, o che i residenti, siamo quasi lì, insomma, no? Come numero. Sai, la pressione demografica in una palazzina che viene letteralmente, come è accaduto a Quinto di Treviso, dove c'erano 3 o 4 famiglie e al mattino hanno tirato su le saracinesche, le persiane di casa, hanno aperto i balconi, questo condominietto tutto nuovo con giovani coppie con i bambini piccoli, si sono visti 2 pullman con 110 immigrati, cioè che scendere ed entrare in e occupare tutti gli appartamenti nuovi, ovviamente sfitti perché erano nuovi, di tutta la palazzina. Cioè lei si mette nei panni di quelle famiglie. Ma scusi, ma queste palazzine non avevano magari richieste, non erano richieste già da chi aveva bisogno di case, da famiglie italiane, eccetera? È una domanda non provocatoria, ma chiedo no, così sì, per sapere. Guardi, queste sono palazzine nuove, non sono case popolari, quindi sono dei privati. Ecco, immagino che il mercato abbia pesato anche su questi privati, però capisce che questi qua erano tutti giovani coppie con 2 o 3 anni di mutuo in ammortamento, cioè. Tant'è vero che la sfortuna per chi ha mandato quegli immigrati è stata una solo, che essendo giovani coppie, questi non erano anziani che si sarebbero chiusi in casa, sono usciti di casa, si sono presi le tende canadesi, si sono piazzati nel giardino condominiale e da lì è venuto fuori il casino. Certo, io penso che però, l'ho detto in una intervista a Repubblica 2 giorni fa, oggi predichiamo la solidarietà per gli immigrati, la Chiesa si troverà a predicare la solidarietà per i veneti, per tutti i cittadini delle nostre regioni, per gli italiani, fra qualche mese, fra qualche anno, perché da qui, cioè, continuando di questo passo, veramente noi abbiamo problemi. Lei pensi solo che nella mia regione 500-600 mila persone vivono in condizioni di povertà, ho 170 mila disoccupati, dei quali 42 mila immigrati. Cioè noi non è che possiamo solo pensare ai guai degli altri, dobbiamo pensare anche ai guai dei nostri. Sono numeri questi, non sono fandoni, sono numeri. E le parlo del Veneto, cioè le parlo del Veneto che è ritenuta la Svizzera in Italia. Cioè non voglio neanche pensare a cosa accade nelle altre regioni italiane. Ma io poi ci ho vissuto un po', da quelle parti ci ho vissuto un po', sembra un altro mondo, in senso positivo ovviamente, beati voi. Dunque Presidente, siamo quasi in chiusura, vogliamo fare così una panoramica sul nazionale, cioè per esempio mi dicono, ma quando è che torneremo a votare? Bella domanda. Guardi, io penso che Renzi farà di tutto per portare alla fine questa legislatura. Certo è che noi abbiamo esordito con un bel po' di slide, una bella conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio neonominato ci informava che in 100 giorni avrebbe fatto una decina di riforme. Dopo i 100 giorni ci ha detto che ci volevano 1000 giorni. E di fatto in Veneto c'è strucca, vuol dire schiaccia, piuttosto che caglia, qui non si caglia niente, qui la produzione è ancora magra e abbiamo problemi ovviamente oggettivamente importanti. Noi abbiamo 600.000 imprese, la tassazione totale del 68,5% contro una media europea del 46%, lei capisce che noi produciamo e paghiamo tasse e le mandiamo a Roma, ne mandiamo 21 miliardi all'anno, ma se questi non toccano la tassazione e non sburocratizzano, veramente noi non siamo neanche più attrattivi per i capitali stranieri. Lei è d'accordo con il Presidente della Confindustria quando dice la prima cosa da fare è abbassare il costo del lavoro? La partita del costo del lavoro è assolutamente reale, ma non serve essere industriali per capire che oggi ha ragione Squinti, però dico il tema del costo del lavoro va nel total rate tax, quello che ho detto io prima, il 68,5% del costo aziendale, cioè dici fatturi 100, tu sai che 68,5 € li lasci allo Stato. Mi sembra una pressione. Capisce che il rischio di impresa a questo punto chi è che se lo assume? Come no, caspita. Ma il vero problema, sa qual è, glielo dico da Veneto, che i nostri ragazzi, la mia generazione, io mi sono laureato nel 93,
la prima cosa che pensavi di fare è aprirti una partita io me la sono aperta a 18 anni, ma molti miei coetanei. Certo. Oggi i nostri ragazzi vanno dal commercialista, si sentono fare tutto il racconto di quello che rischiano, di quello che devono pagare di tasse, dei controlli, dell'agenzia delle entrate e di tutte quelle cazzate che un imprenditore deve trovare, affrontare tutti i giorni, chiudono il fascicolo e vanno via. Ma questo significa che fra 5-10 anni non abbiamo più gente che crea occupazione, perché se tu non hai l'imprenditore, non hai il lavoratore, cioè questo è il problema. Questo in Italia non lo hanno capito ancora. Caro Presidente, credo che io possa sottoscrivere quello che lei dice, però c'è una cosa che mi ha spaventato, sinceramente, ma non solo a me, mi ha spaventato a tutti quanti. Qualcuno degli esperti in economia dice che anche se noi riuscissimo ad uscire fuori da questa crisi ci vogliono 10 anni almeno per tornare alla normalità. Mi è venuto veramente una depressione di quelle tremende proprio. Sì, bisogna anche capire qual è il concetto di normalità. Se noi ci giriamo indietro, guardiamo la crisi di Lehman Brothers che crolla nell'autunno 2008. In questi anni, ormai sono passati 7 anni, noi sappiamo che se ci guardiamo indietro abbiamo modificato fortemente le nostre abitudini di vita. Io lo dico anche banalmente, quantomeno oggi tutti sanno cosa costa un chilo di pane, un litro di latte, piuttosto che i costi delle forniture energetiche in casa, perché o magari se vedi una lampadina accesa ti fermi e la vai a spegnere nella stanza se non c'è nessuno. Diciamo che eravamo un po' diversi. Un po' diversi. Io penso che noi abbiamo già ritarato i nostri consumi, lo si vede. L'economia può ripartire, abbiamo i numeri per farla ripartire, siamo un paese che è magnifico, abbiamo tutte le caratteristiche per fare ancora grandi cose, ma bisogna lasciare in pace chi lavora. Cioè guardi che i nostri imprenditori sono esasperati dai controlli. È vero. Cioè noi non possiamo pagare il conto di uno Stato che ha voragini nei conti pubblici. Non è che puoi andare sempre dalla gallina a dire fammi 8 uova al giorno perché uno non me ne basta più, perché la gallina muore. Ma sì, poi anche un paese che affoga nella massa cartacea della burocrazia, che diventa a volte un ostacolo incredibile, no? Quindi non lo so come si potrebbe fare. Io certo non ho ricetta né l'esperienza che ha lei. Ci vuole il lanciafiamme per le carte, non per le persone, per le carte. Per le carte. Faccio un esempio. Io ricevo tutti i cittadini. A me è toccato di ricevere un cittadino che ha avuto un controllo ovviamente di uno degli istituti dello Stato e è stato 70.000 euro all'anno di fatturato, immagino un po' lei un carrozziere, e questo carrozziere 70.000 euro si è beccato un verbale da 130.000 euro. Uno dice cavoli, ma cosa avrà fatto questo qua? Lavora da solo, è improprio, c'ha la sua partita IVA, c'ha 2 bimbe piccole. Beh, il verbale consisteva in multa perché il cliente l'ha pagato con 2 assegni e lui non ha emesso 2 fatture ma ne ha messa una sola che era la somma dei 2 assegni. Multa perché l'assicurazione, è un carrozziere, ha pagato una fattura e l'assicurazione si è fatto lo sconto di 2 euro arrotondato, ma la fattura non corrispondeva più all'arrotondamento fatto dall'assicurazione. Insomma, a questi livelli qui è veramente non se ne esce vivi. Ma così non si rilancia l'economia. Assolutamente no. Io veramente la ringrazio perché questa è un'esclusiva che lei ci ha dato e che veramente è stata molto molto, come dire, fruttuosa, perché abbiamo capito molte cose e altre ne cominceremo a capire. Veramente volevo ringraziarla e non solo, e poi magari sentirci in futuro, in un prossimo futuro, per sapere che fine facciamo, insomma, ecco, poi in soldoni è questa la cosa, no? Che cosa succederà a noi? Certo. Vabbè, vediamo un po'. Presidente, veramente, Zaia, la ringrazio moltissimo. Vi auguro buon lavoro e anche buon Ferragosto. Buon lavoro anche a voi e buone vacanze a chi le fa. Grazie tante, grazie Presidente.